Disegnare a fumetti la carta etica dello sport veneto, ovvero far spiegare ai giovani e dai giovani i valori che nell'attività sportiva non sono certo in secondo piano. Questa iniziativa vuole promuovere i contenuti della Carta Etica dello Sport, che è prevista dalla nostra legge dello sport, e diffonderli tra tutte le realtà sportive, tra le scuole, tra tutti coloro che insieme praticano l'attività sportiva e il mondo del volontariato connesso alla pratica sportiva. Solidarietà, rispetto, inclusione e realtà sono i principi che hanno ispirato la Carta Etica dello Sport Veneto, documento legato a una legge regionale del 2015 con le disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva. La terza edizione del concorso per la realizzazione di comics dedicati ai valori etici dello sport prevede una partecipazione ancora più allargata degli oltre 400 studenti veneti di 49 scuole di primo e secondo grado che avevano presentato lo scorso anno 88 progetti. Un bando che la Regione ha lanciato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e l'Unione delle Pro Loco. I valori dello sport, dell'inclusione, della solidarietà, dell'onestà, della lealtà sono i valori che poi sono anche alla base di ogni comunità. È fare comunità, fare anche comunità poi con uno spirito, come è giusto che sia, anche di emulazione agonistico per fare le cose sempre meglio. Testimonial dell'edizione sono i rugbisti del Rovigo Delta, tra le società più titolate in Italia con i 12 scudetti conquistati, che succedono a Federica Pellegrini, madrina lo scorso anno. Altre novità, un concorso per l'ideazione del logo ufficiale della Carta Etica, l'allargamento dei partecipanti agli atleti tesserati alle federazioni sportive nazionali e per le scuole una grande opportunità legata ad un fondamentale ritorno fra le materie scolastiche di insegnamento. Da qui si può partire per fare un discorso più ampio sull'educazione civica e soprattutto sui rapporti interpersonali. Ricordiamo che dal prossimo anno scolastico l'educazione civica diventa nuovamente, dopo tanti anni, materia curricolare, insegnamento curricolare, e quindi credo che lo studio, l'approfondimento della Carta Etica dello Sport possa anche inserirsi nel curriculum dell'educazione civica tout court.